Fermiamoci qui adesso, per il momento andiamo ad incontrare il nostro ospite, ve ne ho parlato in apertura, si chiama Franco Gerardin ed è il presidente, anzi il vicepresidente nazionale, carica quindi istituzionale importante dell'ANMIL, l'Associazione Nazionale dei Mutilati e Invalidi del Lavoro. Allora, noi ci occupiamo proprio di questo, infortuni sul lavoro. Parliamo tante volte di morte bianche qui in Veneto, lo sappiamo, è un dramma veramente regionale a cui si tenta di porre rimedio. Esistono dei dati e vorrei farveli vedere al più presto, appunto lo vedrete nelle grafiche che passeranno mentre noi stiamo parlando, dati allarmanti perché il Veneto ha avuto nei dati del 2018 rispetto al 2017 un picco del più 2,1% degli infortuni totali denunciati. C'è stato poi un altro picco degli infortuni mortali del più 33% rispetto sempre al 2017. Allora chiedo a lei, che è operativo e attivo su questo fronte, perché questo primato del Veneto e anche di Padova come provincia veneta? Come mai? Intanto buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Beh, diciamo Padova forse è la provincia che sta cercando di uscire da questa crisi un po' più delle altre, ecco, si è impegnata di più e in effetti i numeri sono favorevoli sia in quantità lavoro e anche per quanto riguarda purtroppo gli infortuni che di solito vanno di pari passo, ecco, a meno che non si riesca a ridurli grazie a una prevenzione più efficace, ecco, e puntuale. Quindi si lavora di più, ci si fa più male? È sì. Automatico il nesso? No, non è automatico, però se non c'è prevenzione, allora sì, diventa un automatismo. Ecco, c'è un'altra questione, è sull'industria il problema, nelle aziende, all'interno delle aziende. Sì, diciamo che le aziende sono quelle che forniscono i maggiori, favoriscono i maggiori infortuni. Diciamo l'agricoltura nella nostra regione è in calo e quindi l'industria che sta cercando di riprendere il passo degli anni passati e purtroppo qui c'è di mezzo sempre la prevenzione e la preparazione dei lavoratori. Spesso si avvicinano al lavoro ma con scarsa preparazione, ecco, su questo bisogna lavorare. Si fanno abbastanza investimenti dentro le aziende, secondo lei, in questo settore della sicurezza proprio? Beh, diciamo che in quest'ultimo periodo, grazie anche ai contributi che l'INAIL elargisce, le aziende sono un po' più precise, ecco, puntuali e guardano alla sicurezza come un investimento. Quindi diciamo che la strada intrapresa è buona, l'importante è poi proseguire su quel versante, ecco. Il nostro collega Antonello Profitta ha intervistato il segretario regionale della CGIL in merito ad una questione, quella degli SPISAL, che sono gli istituti che si occupano proprio di intervenire per verificare che cosa sia accaduto nel momento in cui avviene un incidente mortale o non. Andiamo a sentire che cosa ha detto. Cosa si è fatto? Cosa si farà allora per la prevenzione? Oggi in Veneto un'azienda rischia, tra virgolette, un controllo degli SPISAL ogni 20 anni. È una cosa inaccettabile. Dopo la grande mobilitazione sindacale nell'estate scorsa, la Regione si era impegnata ad assumere 30 nuovi ispettori entro fine dicembre. Ora dice che saranno 20 e con qualche mese di ritardo. Saremo di fronte ad una oggettiva e palese violazione di quegli accordi e noi questo non lo possiamo accettare. Io eviterei il gioco delle tre carte su una materia così delicata che attiene alla vita e alla morte delle persone. Queste 20 assunzioni non c'entrano niente, servono per coprire il turnover, per sostituire i cessati per pensionamenti o per altre cause. Il patto era un incremento netto di 30 persone in più. Noi abbiamo 140 ispettori nella nostra regione, la Toscana ad esempio ne ha 400, con un apparato produttivo e una popolazione significativamente inferiore al Veneto. E noi abbiamo tutta l'intenzione, se non arriveranno atti formali, di rilanciare l'avvertenza, di riaprire la mobilitazione, perché pensiamo che la salute e la sicurezza rappresenti, oltre a una grande questione di civiltà, la precondizione per costruire una prospettiva di sviluppo sostenibile, moderna, inclusiva per il Veneto così come per tutto il Paese. Una denuncia precisa, la condivide? Sì, purtroppo sono anni che anche la nostra associazione si sta battendo perché ci siano maggiori controlli, ma i maggiori controlli si fanno anche con maggior persone disponibili. Quindi ecco, se gli SPISAL vengono potenziati, allora diciamo siamo sulla strada giusta, altrimenti dobbiamo ancora purtroppo pagare queste pesanti
queste situazioni pesanti con infortuni continui e anche con controlli carenti, perché d'altra parte non possono fare l'una e l'altra cosa contemporaneamente. Ecco. Altrimenti restano appunto soltanto parole e promesse. E allora ci sono due fasce di età critiche, questo lo dicono i numeri. La fascia di età tra i 15 e i 30 anni, 39 anni anche, e gli over 65. Ci si fa più male in queste due età, lo possiamo vedere anche dalla grafica. Perché avviene questo? Diciamo che nella prima fascia, quella più giovane, l'inesperienza, la mancata preparazione, e quindi sono tutti fattori che incidono, anche perché nelle scuole si sta appena iniziando programmi di riqualificazione e di reinserimento e anche contro gli infortuni sul lavoro. Ecco. E quindi il tema è, come sempre, la prevenzione da fare nelle scuole e sui luoghi di lavoro, per cui voi siete davvero impegnati. Ringraziamo il nostro ospite, grazie per essere stato con noi, e noi torniamo a vedere i quotidiani in edicola nella seconda rassegna stampa.